questo momento difficile. Tutto il supporto che dovesse servire da parte nostra, insomma, lo daremo. So che insomma, ieri sono stati seguiti dal servizio psicologi dell'ASL, insomma, e se dovesse servire qualcosa noi siamo qua. Ecco. Il parroco è andato a trovarli, ecco, e questo insomma, mi ha fatto anche piacere. Riceviamo messaggi, ve ne leggo uno che ho appena ricevuto, riceviamo tanti messaggi. Allora, questo è un cittadino: cari tutti, desidero fortemente che questa mia mail arrivasse ai genitori di questa bimba volata in cielo perché lasciata per ore al caldo in macchina. Desidero immensamente portare il loro infinito abbraccio e amorevolezza. Non vorrei qui trattare di regole sui seggiolini, anti-abbandono, ma solo parlare di vicinanza a questi due genitori straziati da un dolore troppo grande. Vorrei che sentissero che da stasera vorremmo affidare al cielo, che preghiamo perché trovino attorno a loro persone care che li possono almeno un po' consolare, persone che portino loro l'abbraccio misericordioso di una comprensione nuova che sa tutta di cielo. Riceviamo molti messaggi come questo e siamo vicini, insomma, a questo dolore immenso di questa famiglia. Purtroppo è una cosa che ogni anno purtroppo accade e quest'anno è accaduto per ogni anno. Magari bisogna fare un po' più di sensibilizzazione per questi strumenti che sono tanto obbligatori. Sì, sono obbligatori e ho visto anche una nota di un'associazione della polizia, insomma, che sollecita, insomma, la sensibilizzazione su questo argomento, su questo tema, proprio perché è una cosa che può, ahimè, accadere, insomma, dei blackout possono accadere a tutti. Come comune pensate di fare qualcosa per iniziative di promozione? Noi già facciamo molto sulla questione della sicurezza stradale in generale, partiamo già dalle scuole materne, poi insomma scuole elementari, scuole medie, anche scuole superiori, con la nostra polizia locale, con il gruppo ciclistico facciamo tanta educazione stradale, insomma. E proseguiremo, il nostro impegno è su questo, insomma. Abbiamo organizzato anche insieme con il motoclub anche degli eventi di sicurezza stradale, quindi se ne parla sempre di più ed è importante sensibilizzare tutti su questo tema. Avete incontrato i genitori o li incontrerete? Allora, se c'è bisogno, se mi chiameranno, sarò ben disposto, insomma, ad andare a trovare, però anch'io in questo momento voglio lasciarli tranquilli, insomma, nel loro dolore, insomma.